Eder, Mech, Pallister. Allora, per chi non l'avesse capito, abbiamo parlato in passato di uno scooter che scende via Damiano Chiesa e poi lo troviamo anche all'altezza dei Cassonetti, scooter molto caratteristico e adesso abbastanza raro. Il conducente di questo scooter, quando incrocia Liliana, sembra guardarla con molta attenzione. Poi abbiamo trovato praticamente lo stesso scooter, ripeto, uno scooter abbastanza raro, non ce ne sono tantissimi, incredibilmente a 200 metri dove Liliana verrà ritrovata la mattina del 5 gennaio. Abbiamo trovato questo scooter posteggiato in più punti dell'ex UPP, il che fa pensare che sia di qualcuno che lavora lì. La coincidenza è già abbastanza particolare, ripeto, uno scooter identico a quello che osserva Liliana la mattina del 14 dicembre si trova regolarmente posteggiato a 200 metri da dove il corpo verrà ritrovato. Ma c'è una coincidenza forse ancora più grande. Ricordate benissimo tutti ormai che Sebastiano la notte prima del ritrovamento, quindi parliamo della notte del 5 gennaio, riceve una stranissima chiamata da Palermo. Sebastiano, che non denuncia le chiamate di Claudio Sterpin, dopo questa chiamata va in commissariato a segnalarla
E inoltre Sebastiano si preoccuperà di dire che quella notte dormiva e che quindi a questa chiamata lui non avrebbe mai potuto rispondere. Ovviamente questo è molto particolare perché Sebastiano dice che fino a quella notte non aveva mai dormito, ma quella notte dormirà, e ricordiamo anche che ci sarà l'avvistamento dell'uomo con la barba e la coppola nei pressi del punto in cui Liliana verrà ritrovata, anzi addirittura quest'uomo avvistato è abbastanza vicino a uno dei due punti in cui viene identificato lo scooter. Ebbene, la coincidenza ancora più inquietante è proprio attinente a tutto ciò. Questo scooter risulta essere intestato ad una persona proprio di Palermo, è un'informazione certa. Avendo il numero di targa hanno ricavato questa informazione. Resta da capire chiaramente se questo scooter sia lo stesso avvistato nei pressi di San Giovanni quando Liliana scendeva il 14. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.